Ben ritrovati amici sportivi, un saluto da Claudio Costanzo che per la Wii Sport SD vi racconterà della 19ª giornata del campionato di allievi regionali per il Città di Messina, forse la più importante quest'oggi, quella che ha sancito la vittoria del campionato finale. Il miglior attacco e miglior difesa del campionato, la squadra che ha dominato la classifica fin qui. Abbiamo scoperto come al solito con l'ausilio delle nostre grafiche e delle telecamere tutti gli artefici di questa splendida cavalcata, uno su tutti, l'ultimo inquadrato, mister Giuseppe Cosimini, che ha guidato così bene questi ragazzi che oggi però affrontano un Messina Sud reduce dal pareggio casalingo col Curcuraci a quota 19 punti in classifica. Intanto siamo già al film della partita con le offensive del Città di Messina che prova col proprio gioco arioso a impensierire la retroguardia avversaria. Qui ci prova con Andò, ma è lungo il tentativo di Giordano. Dall'altro lato Mannino va via sull'auto di sinistra, da uno sguardo in mezzo, la palla dentro ancora per Andò che non trova la migliore coordinazione per impensierire di varietà del Messina Sud, che ancora Andò, anzi è Presti a andare bene via sull'auto di destra, mette dentro per D'Amico. È labile il suo tentativo, qui anche Antonuccio mette dentro per Presti che prova a svettare di testa, si fa pesante la pressione del Città di Messina. Qui anche con Arena che prova a districarsi in area, si beve un avversario, calcia però solo sull'esterno della rete, che abbiamo visto tutto il tridente offensivo quest'oggi in forza a mister Giuseppe Cosimini. Qui ancora con un tentativo di Arena, prova a rispondere dall'altro lato con il numero 10 Muscarà su questo calcio piazzato, ma si farà trovare presente come al solito il numero 1 classe 2001 Fabrizio Merlino. Qui intanto Presti all'altro lato prova a trovare l'occasione vincente, mette dentro ancora per D'Amico che non trova da due passi la deviazione vincente. Il numero 10 della formazione giallorossa ci riproverà di lì a poco con questo tiro al volo. Qua anche Arena su calcio piazzato prova a mettere questa palla nel mucchio, troverà la testa di La Rosa che non riesce a centrare il bersaglio grosso. Qui ancora Andò per Presti che ci prova dalla distanza, il suo campanile si abbassa troppo tardi sulla porta dell'estremo difensore del Messina Sud, sbloccherà la gara all'ultimo minuto del primo tempo. Giordano su questo pallone telecomandato di Arena svetta il numero class 4 e classe 2001, porta in vantaggio i suoi, un gol pesantissimo che vorrebbe dire più 11 in classifica dall'inseguitrice della Promosport Barcellona, che nella giornata di ieri è caduta sul campo della Folgore Milazzo. Terminerà così il primo tempo con i padroni di casa in vantaggio per 1-0 grazie alla marcatura di Giordano. Il calcio piazzato che vi abbiamo fatto vedere di qui a poco. Primi cambi nel Città di Messina, in campo il giovane Valerio Mangano, prodotto della formazione giovanissimi di mister Lino Fiumara, e anche Armando Currò. La mia occasione sarà per il Messina Sud, questa uscita bassa però di Merlino, la palla scucchiata dentro la Mangano, prova l'invenzione clamorosa di Arena al 45esimo, non è fortunato a trovare un compagno. Qui intanto viene pescato in offside il neoentrato Mangano che centra il palo girandola di cambi, e anche Capo di Vento a lasciare il posto a un compagno. Prima di quest'Arachiri e la difesa del Città di Messina che spianerà la strada a Muscarà che entra in area, calcia col destro ma centra solo la faccia alta della traversa. Ha avuto l'occasione del pareggio qui il Messina Sud, tanto Antonuccio ha lasciato il campo a Gualberti. Ancora Muscarà da calcio piazzato a cercare un compagno, ci arriva di testa, non c'entra lo specchio della porta difesa Merlino. Ripartenza fulminea del Città di Messina, qui con Arena che punta tutta la difesa avversaria, si fa tutto il campo, palla al piede, appoggia per Presti, il diagonale che firma il 2-0, alza la cresta Presti. Città di Messina che suggella definitivamente la vittoria con questa ripartenza orchestrata da Arena che ha servito Presti che appena entrato in area di rigore ha freddato il portiere avversario. Va anche ad abbracciare il proprio mister come a suggellare di questo trionfo di questa squadra che ha ancora fame. Esce intanto Giordano ed entra Cangemi, ancora un titolo regionale da vincere e ultime 3 partite di campionato da giocare. Esce Mannino, fa spazio allo Presti nel finale, è proprio il subentrato a subire il fallo di Ruggeri
che gli costerà la doccia anticipata. Resta pure in 10 uomini, la formazione ospite quest'oggi. Il finale sarà tutta una passerella per i giallorossi, aspettando il triplice fischio del direttore di gara. Sono i ragazzi di Mister Cosimini a portare a casa la partita e oggi finalmente lo possiamo dire, anche il campionato. Vi lasciamo con le immagini della festa di questi splendidi ragazzi che hanno dominato la propria categoria. Da Claudio Costanzo per la Wii Sport è tutto, alla prossima, restate connessi e sfondate il tasto mi piace.